Il Vescovo ha incontrato oggi in cattedrale a Chiavari gli ammalati della diocesi. Maria, ha detto, guarisce prima nell'anima e poi nel corpo. Dare alla propria vita l'impronta della presenza di Maria. Così Monsignor Tanasini al termine della processione per Nostra Signora dell'Orto a Chiavari, poi l'invito a far incontrare Maria ai bambini. Per il Vescovo Tanasini e il Cardinale Piacenza, insieme negli anni del seminario, la festa è stato un momento di famiglia. Il 50° di messe è stato celebrato con gli altri compagni di ordinazione. Tornare alla freschezza e alla semplicità del Vangelo è l'invito formulato a Rapallo da Monsignor Palletti al termine della processione per Nostra Signora di Montallegro. Ex Italgas, la replica di Levaggi. Nel mio PUC quella era una zona riservata a servizi, perché solo ora la riclassificazione dell'area da rossa a gialla, si chiede così l'ex primo cittadino. Appuntamento estivo col Festival della Parola Chiavari, in scena lo spettacolo Io e Manuela, storia della poliziotta uccisa nell'attentato di Cosa Nostra al magistrato Paolo Borsellino. Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. La Madonna guarisce prima nell'anima e poi nel corpo. Sono queste le parole pronunciate oggi pomeriggio dal Vescovo diocesano in occasione del pellegrinaggio degli ammalati in cattedrale a Chiavari. Monsignor Tanasini ha spiegato che Maria è colei che consola e aiuta nelle situazioni di dolore e di sofferenza in quanto è attenta agli uomini e non li trascura. A volte, ha detto il Vescovo, la guarigione fisica si accompagna a una vita rinnovata, altre volte non c'è un intervento diretto sulla malattia, ma sentiamo fiducia e un sostegno nuovo. Questo è l'aiuto di Maria che appunto guarisce prima nell'anima. In questo senso, ha precisato il pastore della diocesi, tutti siamo ammalati perché tutti portiamo ferite interiori. Sia Maria, ha concluso, a guardarci nel cuore e a guarirci nell'anima. Queste le parole conclusive del Vescovo. E quindi le feste mariane sono state chiaramente in apertura del nostro giornale. A Chiavari ieri sera si è svolta la processione con la venerata immagine di Nostra Signora dell'Orto, patrona di Chiavari e della diocesi. A rientro in cattedrale il Vescovo ha chiesto a ciascuno di dare alla propria vita l'impronta della presenza di Maria. Vediamo. Con la processione Chiavari si è trasformata in un santuario. La città, con le sue strade e le sue case, è diventata un luogo santo perché è guardata e abitata da Maria. A dirlo il Vescovo subito dopo il rientro in cattedrale. Monsignor Tanasini ha effettuato il percorso con l'aiuto di una sedia a rotelle. Numerosi fedeli si sono uniti al pellegrinaggio in preghiera e meditazione. Tanti altri hanno atteso il passaggio della cassa processionale. A causa dei lavori in Piazza Roma, la processione, trasmessa in diretta su Telepace, quest'anno ha attraversato una parte di via Entella. Il Vescovo dunque torna sulla visitazione della Vergine e chiede a ciascuno di dare alla propria vita l'impronta della presenza di Maria. Impegnandoci a far sì che tutto quanto Maria ha visitato rimanga santuario, cioè un luogo santo. Santo per la presenza di persone che cercano davvero la santità, la pienezza dell'essere umano che è portato ad essere divino dalla grazia di Dio, che ci chiama figli e ci ha affidati a Maria, Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Il Vescovo ringrazia tutti per aver vissuto questi giorni nella fede. In particolare, confessa di essere rimasto compiaciuto nel vedere la presenza di tanti bambini. Fate incontrare Maria ai bambini. Parlate della Madre del Cielo, che è così presente e che ha sempre così benedetto la nostra terra. Ricordiamo che domenica 7 luglio alle 10 in cattedrale si terrà la Santa Messa di ringraziamento per la Società Operaia Cattolica Nostra Signora dell'Orto.
Imparare a vivere la fede perfetta di Maria. Sono queste le parole di Sua Eminenza il Cardinale Mauro Piacenza pronunciate nel pontificale di ieri pomeriggio in cattedrale. Facciamo dunque un passo indietro, ascoltiamo le interviste curate dal nostro Roberto Costa al termine del pontificale. Dal Cardinale Mauro Piacenza, noto per la sua devozione alla Vergine, arriva l'invito a guardare e ammirare la fede perfetta di Maria. La fede della Madonna, spiegato, è l'esempio tipico del fidarsi di Dio. Del gettare tutto in Dio, di lasciare ogni preoccupazione, lasciandola nella sicurezza che Dio vede e provvede, e questo desiderio di portare Cristo a tutti come ha fatto Maria nella Visitazione. Apparendo per ben 3 volte, ha proseguito il porporato nel pontificale, la Madonna ha riservato ai figli di questa terra una speciale dedizione e ancora oggi garantisce compagnia, protezione e custodia. C'è una carezza della Madonna a questi popoli, a questa gente, a questi fedeli, e anche a quelli che sono meno fedeli, anzi riserva delle carezze ancora più forti perché sentono la nostalgia del loro battesimo. Infine, l'esortazione a recuperare la stima per le cose di lassù, per vivere al meglio l'esistenza terrena. Ci sono tanti problemi sociali, ci sono tante povertà, ci sono tante necessità nel mondo del lavoro, eccetera. Però ci possiamo impegnare soltanto se leviamo gli occhi al cielo e poi, illuminati da lassù, guardiamo qua giù. Allora possiamo fare qualche cosa di duraturo e di costruente. Il Cardinal Piacenza e il Vescovo di Chiavari sono stati compagni di seminario ed entrambi quest'anno festeggiano 50 anni di ordinazione. È sempre stato un compagno veramente edificante, quindi anche dal quale c'era molto da imparare per il suo raccoglimento, per il suo impegno nella preghiera e per la sua carità. Una festa di famiglia dunque, alla quale erano presenti altri compagni di ordinazione. Il Vescovo ha poi salutato Don Emilio Iozzelli, sacerdote diocesano, che a sua volta celebra il 50°. Mia mamma e mio papà erano andati giù da Padre Pio, che era ancora vivo. Mia mamma ha insistito, dopo essersi confessata, se diventerò prete o no. E io, Padre Pio, ho detto sì, suo figlio diventerà prete. Quindi l'ho saputo prima di esserlo. Anche questo è una grazia di Dio, perché il Signore vede la nostra vita, tutto come va. Ora ci spostiamo a Rapallo perché ieri c'è stata la processione che quest'anno è tornata a percorrere il lungomare nella sua interezza. Tanti i fedeli che hanno partecipato, il percorso è stato guidato dal Vescovo di La Spezia, Monsignor Luigi Ernesto Palletti. Vediamo il servizio da Rapallo. L'arca argentea della Madonna, accompagnata dai fedeli per le vie della città e salutata dalle finestre e dai terrazzi delle case. Con la processione mariana si è intensificato il legame tra Rapallo e la sua patrona, Nostra Signora di Montallegro, una presenza di popolo che ancora oggi sorprende. Penso che sia molto bello perché la fede, diciamo, in quanto tale deve scendere dentro una cultura e scendendo in una cultura poi crea anche una tradizione che attinge anche da usi popolari, anche usi locali, ma che vengono ovviamente riletti in una luce cristiana e poi immerge in quella cultura i valori del Vangelo stesso e la presenza del Signore Gesù. In fondo è quello che poi compie Maria ogni volta che accostandoci a noi fa scendere in mezzo a noi la presenza del suo Figlio. La processione è tornata a percorrere il lungomare, i sestieri cittadini hanno dato vita al tradizionale omaggio dei botti, culminato con l'incendio del castello. Al termine il cammino ha preso la via della Basilica. Sono stati giorni intensi con una bella partecipazione di persone, soprattutto alla novena, sia in Basilica sia al Santuario di Montallegro. Quale messaggio da Maria al termine di queste celebrazioni solenni? Direi veramente quello di ritornare nella freschezza al Vangelo, ma non tanto un Vangelo che sia semplicemente un insieme di norme, ovviamente importanti, ma un Vangelo che porti a quel rapporto vitale col Signore Gesù. Dalle parole del Vescovo di La Spezia si delineano 2 punti del cammino futuro della comunità rapallese: avere fiducia nella Chiesa e sostenere l'incontro. Rapallo quest'anno ha conosciuto tempi faticosi, non siamo ancora del tutto fuori, la fede dovrebbe anche aiutarci a vivere questo. Le acque ci hanno travolto, noi impareremo a camminare sulle acque.
Domenica 7 luglio al Santuario di Monteallegro si rinnoverà il consueto rito dello scioglimento del voto con inizio alle ore 10:30. La Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo diocesano. Al termine la processione col quadretto della Vergine e la benedizione della città. Il Papa ha ricevuto oggi in Vaticano il presidente russo Vladimir Putin. La questione ecologica, le tematiche dell'attualità internazionale, con particolare riferimento alla Siria, all'Ucraina, al Venezuela, come pure alcune questioni di rilievo per la vita della Chiesa cattolica in Russia. Sono questi i temi dei colloqui che si sono svolti proprio in Vaticano. Ne ha dato notizia il direttore ad interim della sala stampa della Santa Sede, Alessandro Gisotti, leggendo un comunicato ai giornalisti e parlando di sincera e gioiosa soddisfazione riferitagli dal pontefice stesso. In tutto il colloquio è durato circa un'ora. Nelle conversazioni è stata inoltre espressa soddisfazione per lo sviluppo delle relazioni bilaterali, ulteriormente rafforzatesi con la firma oggi di un protocollo d'intesa riguardante la collaborazione tra l'ospedale Bambin Gesù e gli ospedali pediatrici della Federazione di Russia. Al termine si è svolto il consueto scambio dei doni. Si riunisce questa sera a Chiavari alle ore 20:30 al Consiglio Comunale, 6 le pratiche all'ordine del giorno e 12 i punti riservati ad interrogazioni e mozioni. Uno di questi è relativo al progetto di edilizia urbana nell'area ex Italgas di via Trieste. A chiedere delucidazioni l'ex primo cittadino Roberto Levaggi, capogruppo di Noi di Chiavari, che denuncia: nel mio PUC quell'area era destinata esclusivamente a servizi, no a nuove case. Noi lo abbiamo intervistato. Avendo fatto decadere il mio piano, ad oggi vale più 35%. Ma, ripeto, nel mio piano urbanistico era zona destinata a servizi, 2/3 verde e parcheggi pubblici e privati. Non ci sta l'ex sindaco Levaggi nell'essere tirato in ballo insieme al suo PUC in merito al progetto di edilizia residenziale presentato da Italgas nella zona di via Trieste a Chiavari. Se il piano urbanistico comunale elaborato dalla sua amministrazione nei 5 anni di mandato ormai non esiste più, quell'area comunque, ribadisce l'ex primo cittadino, era destinata a servizi. È scritto chiaramente nelle carte: la zona della ex Tirrenia Gas, ex Italgas, era ad area servizi, per i 2/3 destinata a verde o parcheggi. Attraverso un'eventuale variante, quindi si doveva andare a tornare in Consiglio Comunale e poi in Regione, si potevano edificare al massimo 1000 metri quadrati o in alternativa una scuola pubblica. Solo con il ritorno in vigore del PUC precedente, denuncia ancora Levaggi, quello approvato dall'allora giunta Agostino, e senza ulteriori atti da parte dell'attuale maggioranza, che avrebbe potuto porre il vincolo sull'area, è tornato fattibile dunque il progetto presentato a suo tempo da Italgas come contropartita per la realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia. Progetto oggi realizzabile anche grazie al passaggio dalla classificazione della zona da rossa a gialla, con studi presentati dalla stessa società. Come mai Italgas non ha mai presentato questi studi nei 5 anni della mia amministrazione? Non l'ha mai presentati perché negli incontri avuti in comune Italgas con me, l'architetto Peruggi, l'avvocato Paolo Boggiano, assessore urbanistica, ha sempre capito che noi lì volevamo servizi e non case. E allora forse non valeva la pena neanche incaricare professionisti per andare a cercare di declassificare l'area. Invece, dopo le varianti introdotte dalla Giunta di Capo, che permettevano edificabilità in quella zona, trasformandola da servizi in residenziale, Italgas, secondo le sue opportunità, ha fatto degli studi approfonditi e la Regione ha declassificato l'area. Proseguono a Lavagna i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all'ingresso del casello autostradale. Il Comune di Lavagna e Società Autostrade hanno predisposto 2 chiusure programmate per consentire lo svolgimento degli interventi. Sabato notte e domenica notte il casello sarà chiuso al traffico, sebbene con differenti modalità. Dalle 22 di sabato 6 luglio alle 6 di domenica 7 luglio il casello sarà chiuso sia in entrata che in uscita, mentre dalle 22 di domenica 7 luglio alle 6 di lunedì 8 luglio il casello sarà chiuso soltanto in entrata. Sarà inoltre interdetta la viabilità in via Moggia in corrispondenza del cantiere posto all'innesto del casello il giorno sabato 6 luglio dalle 22 alle 6 di domenica 7 luglio. L'assessore alla viabilità del Comune di Lavagna, Chiara Neto, ha spiegato che è stata richiesta la chiusura in orario notturno in considerazione della particolare criticità dell'incrocio stradale per limitare al massimo il disagio al traffico.
A Santa Margherita Ligure è stata riaperta la passerella pedonale per Paraggi, distrutta dalla mareggiata nel tratto verso Paraggi, ed è stato ripristinato l'accesso pubblico alla piattaforma, luogo da cui tuffarsi nelle acque verdi della baia. L'altro tratto di passerella sarà nuovamente percorribile entro la riapertura totale della strada 227. Proseguono invece i lavori per il ripristino totale del depuratore, delle opere di difesa mare, della zona di Punta Pedale e della ricostruzione dell'area di sosta. Quest'ultima è già parzialmente agibile e la Giunta Comunale ha deliberato le tariffe per l'area parcheggio a pagamento. Nella parte nord del parcheggio invece sosta libera per i mezzi a 2 ruote e 3 parcheggi per auto a sosta libera. Un'auto con a bordo un uomo di 86 anni è uscita fuori strada ribaltandosi questa mattina a Codiversi nel comune di Lorsica. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 8:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari, che hanno lavorato più di 40 minuti per estrarre l'anziano rimasto intrappolato nell'abitacolo della vettura. Una volta estratto è stato quindi affidato alle cure dei sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Sul posto hanno prestato assistenza i militi della Croce Rossa di Cicagna e i carabinieri di Torriglia. Una piccola imbarcazione si è incagliata su alcune boe questa notte al largo di Zoagli. Le 4 persone che occupavano il natante hanno fatto partire l'SOS e sul posto sono arrivati gli uomini della Guardia Costiera e i vigili del fuoco di Rapallo con alcuni sommozzatori al seguito. Gli occupanti sono stati tratti in salvo, solo uno di loro è dovuto ricorrere alle cure mediche per una ferita alla gamba. Il tutto è accaduto qualche ora dopo la fine degli spettacoli pirotecnici di Rapallo, intorno alle 2:45 di questa mattina. E ora i temi dell'economia nel nostro approfondimento del giovedì. Dal 1° di luglio sono scattate alcune novità per quanto riguarda la fattura elettronica. Si è concluso inoltre il periodo di transizione. Tutto questo nel nostro sportello economia. Vediamo. Novità sul fronte della fattura elettronica. Dal 1° luglio è finito il periodo di sospensione per le sanzioni relative ai ritardi nel nuovo sistema di fatturazione. Con la fine del periodo transitorio e quindi ora pienamente operativo l'obbligo di invio della fattura digitale per oltre 3,2 milioni di contribuenti italiani che adesso dovranno stare attenti a non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Sono scattati nuovi termini di emissione della fattura elettronica immediata con il passaggio da 10 a 12 giorni. Per l'individuazione di quest'ultima valgono sempre le vecchie regole. In caso di fattura differita emessa entro il 15 del mese successivo a fronte di un documento di trasporto del mese precedente, la circolare consente di inserire la data dell'ultimo documento di trasporto del mese precedente. Quelli con causale del trasporto vendita devono essere sempre citati nella relativa fattura differita emessa. Nelle fatture emesse dal 1° luglio è inoltre possibile indicare, oltre alla data in cui è effettuata la cessione del bene prestazione del servizio secondo le normali regole IVA, anche la data di emissione della fattura, giorno in cui questa viene materialmente emessa, nel caso sia diversa e successiva dalla data della cessione. La data di emissione e l'invio della fattura devono comunque rispettare i termini massimi di 12 giorni dalla data dell'operazione di cessione. È bene ricordare che gli importi indicati in fattura senza IVA, per esempio le spese anticipate in nome per conto, le prestazioni esenti e altro, se di importo superiore ai 77,47 euro comportano l'obbligo di pagamento del bollo. Sono previsti controlli sulle fatture elettroniche e il Consiglio è di indicare gli importi in fattura e comunque di pagarli entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre, il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio. È necessario infine effettuare periodicamente un controllo delle fatture pervenute scaricabili dall'apposita sezione dell'Agenzia delle Entrate in quanto non sempre coincidono con quelle acquisite tramite le case di software. Vengono segnalate truffe in corso per i cui i documenti vanno analizzati con molta attenzione prima di essere accettati. Guardia di Finanze e Agenzia delle Dogane hanno sequestrato in porto a Genova San Pier d'Arena 538 kg di cocaina purissima. Lo stupefacente era nascosto in 19 borsoni e diviso in 493 panetti all'interno di un container proveniente dalla Colombia e diretto a Napoli. La cocaina, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato oltre 200 milioni di euro. Apriamo ora la consueta finestra sull'Arcidiocesi di Genova. Laura Ferrero dalla redazione del Cittadino ci parla, tra le altre cose, del Ponte Morandi e del rientro a Cuba del sacerdote Fidei Donum padre Pietro Pigollo. La sigla.
Un saluto dalla redazione del Cittadino. Genova guarda avanti dopo l'implosione delle torri 10 e 11 del viadotto Morandi che si è svolta lo scorso 28 giugno. Il cardinale Bagnasco ha espresso la sua gratitudine e la sua ammirazione verso tutti coloro che hanno organizzato e hanno partecipato a questa operazione. Giungerà questa sera a Genova la salma di padre Andrea Caruso, il frate cappuccino dal 2017 a Lourdes come confessore e assistente spirituale dei pellegrini, che la scorsa settimana è morto durante un'escursione in montagna sui Pirenei insieme a un confratello. Era considerato l'ultimo discepolo di padre Umile Bonzi, il fondatore del Sorriso Francescano, di cui era anche vice postulatore della causa di beatificazione. Grazie alla diretta televisiva tanti lo aspettavano ogni pomeriggio per pregare insieme a lui il Santo Rosario davanti alla grotta di Massabielle. Domani, venerdì 5 luglio, sarà allestita la Camera Ardente nella chiesa del Padre Santo. Il funerale sarà celebrato sabato 6 alle ore 10, sempre nella chiesa del Padre Santo. La salma sarà quindi tumulata nel cimitero di Staglieno. Rientra a Cuba Monsignor Piero Pigollo, il sacerdote genovese fidei domum nella missione diocesana di Cuba, che ha trascorso un periodo di riposo a Genova, durante il quale ha potuto incontrare i parenti, la comunità e tutte le persone che lo seguono anche da lontano nella sua missione. Durante questo periodo ha potuto visitare alcune comunità parrocchiali, raccontare la sua esperienza, oltre a partecipare a una pericena solidale per una raccolta fondi proprio a favore della missione. Sul Cittadino di questa settimana l'intervista a Don Piero di Francesca Di Palma, che racconta come si vive a Cuba, quali sono le attività principali nella missione e quali i frutti che iniziano a vedersi nella pastorale degli adulti e dei giovani. Da Genova è tutto, continuate a seguirci sui nostri siti www.ilcittadino.ge.it e www.chiesadigenova.it. Grazie per la vostra attenzione, restituisco la linea a Chiavari. Grazie. La Giunta regionale ha stanziato 354.000 euro di contributi per il settore pesca attraverso lo specifico fondo europeo. I fondi, spiega l'assessore Stefano Mai, andranno a favore dell'ittiturismo, dei giovani e di operazioni come la trasformazione del pescato. Il termine per presentare la domanda è il 2 agosto prossimo. Infine la scadenza dei bandi su salute e sicurezza, efficienza energetica e sostituzione dei motori finanziati con 262.000 euro è prevista per il 30 giugno, è stata spostata al 15 di luglio. Torna a Chiavari il Festival della Parola nella sua versione estiva. Mercoledì 17 luglio alle 21:30 in Piazza Fenice verrà portato in scena lo spettacolo Io Emanuela. La gente della scorta di Paolo Borsellino, tratto dal libro di Annalisa Strada in ricordo di Emanuela Loi, la giovane poliziotta uccisa nell'attentato di Cosa Nostra al magistrato Paolo Borsellino avvenuto a Palermo il 19 luglio 1992. L'appuntamento organizzato dal Comune di Chiavari, da Tiguglio Shipping e prodotto dall'Associazione Culturale Le Muse 9. Sentiamo adesso il servizio che abbiamo realizzato. Proseguiamo appunto con questo intento di impegno civile e comunque anche di, come posso dire, di memoria storica, perché crediamo che comunque il festival abbia anche questa funzione qua, portare comunque sempre dei temi che sono sempre di attualità e che chiaramente fanno parte della memoria storica del nostro paese, portarla ai giovani e anche chiaramente ai meno giovani, però chiaramente ai ragazzi soprattutto porre anche queste tematiche che comunque sono sempre interessanti da conoscere e ribadisco da non dimenticare. Quando e dove lo spettacolo? Allora sarà il 17 di luglio in Piazza Fenice alle ore 21:30. Lo spettacolo è finanziato da Marina Calata Ovest, un nuovo partner del Festival della Parola che ringraziamo, e chiaramente in collaborazione col Comune di Chiavari che è l'organizzatore di questa manifestazione. Per il prossimo anno abbiamo insomma qualcosa a bolle in pentola, abbiamo tante belle idee, ovviamente poi bisogna sempre cercare di setacciare e trovare l'idea migliore, ma come abbiamo già detto insomma l'intento è quello comunque di ampliare e magari coinvolgere anche l'entroterra nel prossimo Festival della Parola. Calata Ovest, il porto nuovo di Chiavari, non vuole essere semplicemente un approdo per le barche che arrivano, ma vuole integrarsi all'interno della realtà della città e degli aspetti turistici che ci sono collegati.
e quindi abbiamo cercato di trovare una collaborazione con il Festival della Parola, con uno spettacolo che ci è sembrato adeguato al momento per richiamare l'attenzione del pubblico, dei turisti che verranno a vederlo, speriamo numerosi, sul problema delle mafie, ricordando una ragazza giovane che era della scorta di Borsellino e che ha lasciato la sua vita per tutti noi. Quest'anno il coro Voce d'Alpe di Santa Margherita Ligure ha compiuto 50 anni di vita. Questi 5 decenni verranno ripercorsi questa sera in un concerto speciale che si tiene nella centralissima Piazza Caprera, nel centro di Santa Margherita. I canti degli alpini verranno eseguiti dagli attuali membri del coro, diretti da Giuseppe Tassi, ma anche da un'inedita formazione acustica con chitarre e percussioni. Inoltre verranno ricordati i precedenti direttori del coro e i coristi che hanno fondato il gruppo e che hanno contrassegnato questi 50 anni di storia. La serata sarà presentata da Marco Revello e avrà inizio alle 21:15. E ora gli appuntamenti li vediamo insieme. Appuntamenti in agenda per venerdì 5 luglio. Escursione sul monte di Portofino con ascolto immersivo dei rumori naturali attraverso la realtà aumentata. Il ritrovo è a San Rocco di Camogli alle 9. I Bagni in Liguria di Sestri Levante organizzano una serata per bambini in occasione della Notte Rosa. Alle 18 l'autrice Laura Fogliati racconterà una favola che parla di natura, amicizia e coraggio. Dalle 19 alle 21:30 sarà aperta alle visite Casa Carbone a Lavagna. Sarà possibile partecipare ad un aperitivo in giardino organizzato dal FAI. All'interno della 46esima edizione del Convegno Ligure delle Corali si terrà il concerto de Le Cali Francis, coro di Ginevra, diretto da Franz Josefowski, alle ore 21 all'Oratorio Sant'Erasmo di Sori. Per la prima volta a Pian di Coreglia, dove sorgeva il campo di concentramento in cui transitarono numerosi ebrei prima di andare ad Auschwitz, ospiterà un evento che ne rievoca la storia. Lo spettacolo teatrale dal titolo Campo 52, storie di crimini e d'amore in tempo di guerra, di Massimo Minella, andrà in scena alle ore 21 proprio a Pian di Coreglia. La compagnia teatrale I Ruspanti porterà in scena la commedia dialettale In Avurpe a Tielatra, l'inizio alle 21 a Romaggi, nel comune di San Colombano Certenoli. Prima serata del premio Bindi a Santa Margherita Ligure. Dalle 21:30 all'Acoustic Stage si esibiranno i Carta Bianca e Agnese Valle. Sarà anche presentato il volume I Ragazzi Che, raccolta di riflessioni e pensieri del centro Anfas Villa Gimelli. E infine, sempre a Santa Margherita Ligure, alle 21:30 in piazza San Siro, in occasione della festa patronale, musica live con l'orchestra Nicola Congiu e a seguire la prima premiazione del Marghetin d'Oro in ricordo delle famiglie Giussani e Repetto. Dalle 19:30 saranno attivi gli stand gastronomici. E con l'agenda degli appuntamenti termina il giornale anche per questa sera. Prossimo appuntamento domani 12:45 TG13. Vi lascio ai programmi serali sulla nostra emittente. Vi auguro una buona serata. Arrivederci.